Allora, Presidente, necessariamente affrontiamo anche la questione delle banche, dei finanziamenti, questo è un aspetto importantissimo. Qual è la situazione attuale? Dopo che l'intervento che è stato fatto anche sulle banche popolari, insomma, si è creato un po' di frastuono, ci sono state le elezioni, tutto si è acquietato, adesso qual è la situazione? E ci sono aperture oppure no? Beh, tutto si è acchiattato apparentemente perché innanzitutto la riforma che ha voluto anche in questo caso aggredire le banche popolari per creare appunto, farle diventare delle SPA sostanzialmente, Esatto, sì. e non dando il voto cooperativistico sostanzialmente, ha creato in Veneto grandissimi disagi perché purtroppo le due più importanti hanno dovuto poi fare un'operazione finanziaria attraverso la quale purtroppo molti azionisti si sono visti, gli azionisti, non molti, tutti, sì. decurtare, no, il capitale nominale delle azioni possedute. Dobbiamo capire adesso lo strumento delle aggregazioni verso le quali queste due banche, essendo del territorio, francamente sono state quelle che maggiormente hanno accompagnato in particolar modo le nostre imprese, questo va detto. Quindi gli scenari futuri li guardiamo con attenzione perché possono anche preoccupare, perché un conto è interloquire con i vertici che sono territoriali, un conto è andare a discutere con strutture evidentemente che hanno menti pensanti ben distanti dal territorio veneto, purtroppo con visioni nazionali e non solo transnazionali, perché il capitale talvolta è anche estero, di rappresentanza, Sì, quindi infatti. con meccanismi molto complicati. Devo dire, qui non voglio spezzare lancia a favore delle banche perché non ne hanno bisogno sicuramente di un avvocato d'ufficio, anche perché non lo sono, ben inteso, però ecco, uno strumento straordinario secondo me che dovrebbe essere messo in gioco immediatamente, e qui è il solito discorso, noi siamo dipendenti dall'Europa in tutto per tutto, no? La Banca Centrale Europea dà limiti e noi dobbiamo subirli. E qui francamente anche le banche hanno subito dei loro limiti nella capacità di fare impresa, perché fino a qualche anno fa anche Beh, le banche ovvio. erano imprese, rischiavano anche loro il denaro, certo denaro che veniva raccolto da dei clienti, devono essere Sì, sì, garantiti, non esatto, ci infatti. piove, però francamente i meccanismi di mettere a fondo garanzia percentuali molto elevate per il rischio del credito che poi verrà erogato o che viene erogato, provoca chiaramente negli stati patrimoniali un appesantimento che poi si ripercuote nel conto economico, in buona Esatto. sostanza calano gli utili delle banche. In compenso le banche sono fortemente patrimonializzate, cioè hanno soldi fermi per poter eventualmente gestire Sopperire. le sofferenze, e questo vuol dire garantire, no, il minor rischio possibile. Qui bisognerebbe un po' sbloccare la situazione, perché questi fondi dovrebbero essere messi molto più a disposizione di imprese, ma anche famiglie, perché questo poi sarebbe un po' lo strumento. E su Teoricamente questo sì. chiaramente ci vorrebbe una politica del tesoro, no? Molto attenta, fatta da ogni singolo Stato, magari con un sistema europeo che vada a vagliare attentamente le singole realtà, e su questo è un ragionamento sicuramente importante. Quindi le banche talvolta si trovano loro malgrado costrette a tagliare, perché anche le valutazioni del rating, dicevo prima, sono imposte da meccanismi di Banca Centrale Sì, sì, Europea verso esatto. Banca d'Italia, e di conseguenza le aziende che sono entro un certo limite possono ottenere dei finanziamenti che hanno un rating negativo Non o è... peggiore rispetto alla soglia prevista, ne ottengono meno o talvolta non ottengono neanche il finanziamento. Quindi il default purtroppo è un problema serio anche per le piccole imprese. Allora io dico, dobbiamo pensare di ripristinare il principio che anche le banche possono fare l'impresa, quindi le imprese possono e famiglie beneficiare dei soldi, anche perché Banca Centrale Europea poi paradossalmente sta dando alle banche l'opportunità di utilizzare dei Esatto. fondi che, se non vengono Bravissimo. spesi, devono pagare un tasso anziché attivo, un tasso passivo per la mancata erogazione di denaro, quindi tutto un giro molto complicato. I numeri, noi abbiamo avuto così recentemente dei sentori che le banche hanno iniziato ad elargire un po' di più il denaro alle imprese, anche perché le imprese si sono sistemate, hanno fatto delle iniziative importanti in azienda, hanno ridotto dei costi, hanno migliorato
il loro margine operativo lordo, quindi hanno migliorato di conseguenza il loro rating e quindi hanno maggiore possibilità di accesso al credito. Ecco dove io dicevo prima che utilizzando la finanziaria regionale, utilizzando i fondi che arriveranno dalla programmazione 2020 dall'Europa, sì, utilizzando il sistema nostro generalizzato anche di tutte le imprese, il sistema dei Cofidi, perché purtroppo oggi molti di questi non beneficeranno più dei contributi delle Camere di Commercio causa il taglio della decurtazione del 50% del debito camerale. Uno dei meccanismi esatto, che salteranno saranno appunto le possibilità di finanziamento da parte dell'ente camerale al sistema del Cofidi generalizzato delle imprese. Ecco, mettendo però in gioco questi tre strumenti, l'attuale realtà dei Cofidi, la finanziaria regionale, i fondi europei, possiamo creare una massa critica. Io dico anche nel nostro mondo poi unificare nel sistema confartigianato un unico sistema di Cofidi regionale, quindi daremo molto più forza e più vigore ad un sistema che deve accompagnare le imprese e quindi di conseguenza in banca, ma avremo anche più capacità di mediare con gli istituti di credito, quelli che dicevo che hanno elementi pesanti distanti dal nostro territorio, no, per poter garantire appunto è indispensabile a questo punto, sviluppo, altrimenti non hai noi ricordiamo titolo. che ogni territorio del Veneto aveva la sua banca di riferimento, insomma non sto qui a citarle, però sì, ma un tempo erano le vecchie casse di risparmio, sono quelle che hanno fatto crescere negli anni 70 le casse di risparmio, intorno agli anni 70, per singoli territori avevano l'80-85% del mercato sostanzialmente ed erano quelle che hanno creato lo sviluppo economico e il benessere di una nostra realtà. Dovremmo tornare un po' a questo sostanzialmente. Lo so che il processo sarà difficile, i meccanismi sono cambiati. Quando si parlava della questione del rating era il quarto elemento da inserire in azienda, no? Oggi magari è stato un po' lungo il processo per capire la necessità di avere bilanci sempre più costruiti, avere i business plan da presentare in banca, cioè non ci si può più accontentare di 4 documenti per poter accedere al credito, bisogna che la cosa sia un po' più costruita. Allora anche qui devo dire che ci sono chiaramente le società di servizi, sempre il nostro sistema che accompagna le imprese per quanto riguarda la stesura dei documenti contabili, d'altro canto ci sono il sistema del credito che poi dà quei consigli necessari per far sì che le imprese... Quindi i presupposti ci dovrebbero essere. I fondi ci sono anche fondi accantonati, ripeto, nella finanziaria regionale. Ecco uno degli argomenti verso i quali dovremo affrontare con il governatore Zaia e evidentemente con l'assessore preposto, l'assessore al bilancio, anche questo ragionamento, perché credo che poi sarà un volano, no, di costruzione economica straordinario per le imprese, ma poi che a loro volta, no, reinvestiranno su altri ambiti e ci sarà questo processo di crescita verso il quale io ci credo molto, perché devo essere anche, ripeto, non lo faccio solo per infondere fiducia, ma perché ci voglio anche credere. Esatto, perché i presupposti ci sono, insomma, dai. Ci sono. Insomma, speriamo di aver dato un po' di luce ai nostri operatori del settore, gli artigiani naturalmente, poi alle relative famiglie, perché è un indotto considerevolissimo. Certo. Vi terremo aggiornati poi magari quando verrà anche incardinarsi l'assessore relativo competente, per cui magari creare anche un'occasione di incontro, di confronto, potrà essere estremamente interessante, e anche i consiglieri nelle rispettive commissioni. Detto questo, io le auguro un buon lavoro, ai nostri telespettatori buon proseguimento e noi ci troviamo presto, domani. Grazie a voi.